ritardi e verifiche nello scrutinio delle schede elettorali, sarebbe escluso il seggio alla Camera da Annalisa Tardino della Lega. Angelo Cambiano del Movimento 5 Stelle supera Giovanni Di Caro. Giuliana Amiciché. Non vi sono precedenti nei ritardi nello scrutinio delle schede in occasione dell'Election Day del 25 settembre in Sicilia e non solo. Probabilmente anche il fattore 3 schede ha inciso in negativo, determinando confusione ed errori. Finanche il Ministero e il Ministro dell'Interno Lamorgese sono oggi sotto attacco sulla stampa nazionale, soprattutto da parte della Lega, in riferimento al caso di Bossi, prima sconfitto e poi invece vincitore del seggio. Come spiega l'ufficio elettorale della regione siciliana, le schede elettorali delle sezioni nelle quali non si è potuto procedere allo spoglio e alla trascrizione nei registri sono state trasmesse agli uffici centrali dei tribunali competenti per circoscrizione, che effettueranno le verifiche del caso e procederanno allo spoglio delle schede eventualmente non scrutinate, determinando i voti validi ottenuti da ciascuna lista e i voti validi di preferenza di ciascun candidato. Concluse tali operazioni, ciascun ufficio centrale circoscrizionale comunicherà gli esiti della verifica all'ufficio centrale regionale, costituito presso la Corte d'Appello di Palermo, che a sua volta determinerà il superamento o meno della soglia di sbarramento del 5% da parte delle singole liste. Ovviamente i dati definitivi serviranno a definire chi sono gli eletti all'Assemblea regionale dopo la ripartizione dei seggi su base provinciale. E le verifiche al momento non hanno solo determinato il ripescaggio di Bossi. Infatti è cambiata sul sito del Ministero la composizione degli eletti alla Camera. Nel collegio Sicilia 1 proporzionale non sarebbe stata eletta la licatese Annalisa Tardino, attuale eurodeputata della Lega. Secondo le novità emerse in Sicilia nei collegi plurinominali alla Camera sono stati eletti 6 deputati col Movimento 5 Stelle, 5 con Fratelli d'Italia, 3 col Partito Democratico, 1 con la Lega, 2 con Italia Viva Azione e 2 con Forza Italia. Il seggio tolto alla Lega andrebbe al vice segretario nazionale del PD, Giuseppe Provenzano, già eletto e che opterebbe per Palermo. Quindi in uno dei 2 seggi assegnati al PD, in base ai calcoli elettorali, entra alla Camera al posto di Provenzano l'agrigentina Giovanna Iacono. E nel frattempo, scrutinate le ultime 6 sezioni mancanti, tra 4 a Burgio e 2 ad Agrigento, si è conclusa la corsa in affanno tra i 2 contendenti del seggio regionale agrigentino del Movimento 5 Stelle. Angelo Cambiano, ex sindaco di Licata, ha vinto superando di soli 40 voti il deputato favarese uscente Giovanni Di Caro. C'è stata una progressione. E dunque adesso ascoltiamo la neoeletta alla Camera con il Partito Democratico, l'agrigentina Giovanna Iacono. È un'emozione fortissima, sento un grande senso di responsabilità nei confronti di quanti mi hanno dato e ci hanno dato la loro fiducia, un senso di responsabilità forte nei confronti di questo territorio che è stato marginale anche dal punto di vista politico e oggi grazie a questa elezione torna ad avere voce e rappresentanza. Un territorio che non è solo quello della provincia di Agrigento, perché io sono stata eletta in un collegio plurinominale e quindi che comprende anche Caltanissetta e Trapani, un territorio vasto che merita attenzione e dedizione. Sarà sicuramente un onore rappresentare questi territori. Io un ringraziamento lo voglio fare a quanti numerosi hanno voluto dare fiducia a questo progetto politico, a noi, al Partito Democratico, e nella finalità insomma di poterli rappresentare. Quindi un grazie a tutti quelli che hanno sostenuto la nostra lista, un grazie
personale devo farlo chiaramente al mio partito che ha voluto credere in me dopo un lungo percorso politico di militanza, di costanza e di impegno in questo territorio. Sono anche un amministratore locale, lo sono stata negli anni, sono un consigliere comunale, quindi mi dedico costantemente alle problematiche e ai bisogni delle persone. È chiaro che prima di tutto bisogna, secondo me, dedicarsi a questa marginalità territoriale che ha tenuto fuori la nostra provincia, ma tutto il territorio del collegio, e dedicarci anche e soprattutto alle nuove fragilità, che sono tante, di cui ho contezza, che sono emerse con più prepotenza soprattutto dopo la pandemia che ha toccato diverse fasce di popolazione e fasce sociali.